Trattative in corso in Regione per l'accordo di cassa integrazione straordinaria alla Ailex di Chiavari. Interesserà un massimo di 88 lavoratori e avrà durata di un anno. L'ora di religione a scuola, una scelta che offre l'opportunità di dare una lettura sulla realtà in cui viviamo, andando alle radici e al fondamento culturale e storico del Paese. 21 anni fa Giovanni Paolo II in visita a Chiavari, la solenne celebrazione eucaristica in Colmata a Mare resta un ricordo indelebile delle 2 giornate del Papa in diocesi. La salvezza dell'uomo passa attraverso il sacrificio di Dio sulla croce che ci spinge a gesti di amore. Lo ha ribadito il Vescovo durante le celebrazioni in onore del Santo Cristo nella Basilica di Santa Maria di Nazaret a Sestri Levante. Buongiorno ai telespettatori di Tiguglio. Oggi temi del lavoro in apertura nel nostro telegiornale. In fase di definizione proprio in questi minuti a Genova l'accordo per l'avvio della cassa integrazione straordinaria alla Ailex di Chiavari. Gli ammortizzatori sociali sono necessari per far fronte ad un calo del carico lavorativo provocato dalle mancate commesse acquisite durante il periodo del concordato fallimentare. Al tavolo questa mattina nel capoluogo ligure, oltre alla Regione, ci sono aziende, sindacati e Confindustria per mettere nero su bianco una prima intesa raggiunta già alcuni giorni fa. La cassa integrazione straordinaria interesserà dunque un massimo di 88 lavoratori e avrà durata di un anno. La società intanto sta lavorando per l'acquisizione di nuove commesse e ritornare così al più presto a pieno regime. 2 quelle che a breve dovrebbero essere siglate con Maserati e Alfa Romeo. E vi daremo aggiornamenti ovviamente nel corso della giornata e poi nel telegiornale di questa sera. Il nuovo anno scolastico è partito, voltiamo pagina tra incertezze e novità con l'auspicio che possa essere integrato l'organico dei docenti per entrare a pieno nell'attività di formazione dei giovani. Una materia che le famiglie possono scegliere se annoverare tra quelle insegnate ai propri figli è la religione cattolica. Abbiamo chiesto al direttore dell'ufficio scuola della diocesi, Don Alberto Gastaldi, perché scegliere di avvalersi di questo insegnamento. Sentiamo. Qual è l'importanza dell'insegnamento della religione cattolica a scuola? L'importanza di conoscere le nostre radici a livello culturale, oltre che religioso, essendo che insegniamo religione cattolica. Però nell'ambito della scuola statale l'impostazione non è catechetica ma culturale. Poter dare una lettura della nostra realtà italiana e quindi da dove veniamo, dove siamo e poter interpretare la realtà di oggi. Qual è l'importanza di questa scelta? Di che cosa si privano coloro che decidono di non seguire gli insegnamenti di religione? Secondo me l'importanza riguarda un po' scoprire il significato anche della nostra vita, ecco. Per che cosa viviamo, per cosa vale la pena spendere le nostre giornate e questo in un confronto tra il patrimonio religioso, molto importante della religione cattolica, con le sfide culturali che riguardano anche l'esperienza della letteratura, l'esperienza delle scienze, l'esperienza dell'arte e dello spettacolo che possono in qualche modo aiutare il ragazzo a vivere con maggiore profondità. Anche gli insegnanti di religione non solo sono chiamati ad un cammino di formazione. Quest'anno che filone verrà scelto in questo corso di formazione? Quest'anno abbiamo cercato di raccogliere appunto la sfida del significato dell'educare ancora oggi. Quindi ci confronteremo sia su dei temi che riguardano il patrimonio biblico della religione cattolica, ma anche le sfide pedagogiche ed educative che riguardano l'essere di fronte ai ragazzi, ai bambini, ai giovani di oggi. E i corsi di formazione per gli insegnanti della diocesi si terranno dunque nel Salone di Casa Marchesani in Corso Millo a Chiavari. Domani dalle 17 alle 19 la prima lezione con Suor Elena Bosetti sul tema Dio è misericordia, il canto di Maria nel Vangelo di Luca.
E con la solenne celebrazione eucaristica incolmata a mare a Chiavari 21 anni fa, il Papa, San Giovanni Paolo II, concludeva la storica visita nella nostra diocesi. La distesa sabbiosa costeggiante, il mare gremita di fedeli provenienti da tutto il territorio e non solo, l'altare allestito sopra un tradizionale gozzo ligure e una vela alle spalle a fare da riparo dal sole splendente di quella terza mattina di settembre. Così il 19 settembre del 1998 il Tigullio si stringeva intorno a Giovanni Paolo II, il Papa divenuto santo, che segnava un nuovo corso per la storia della nostra diocesi. Quelle immagini continuano ad essere vive nella mente di chi ha vissuto quegli storici giorni, così come le parole del Santo Padre e l'invito ad ascoltare la parola di Dio e metterla in pratica, ad essere giardino in cui far germogliare la giustizia e custodire i luoghi della devozione mariana sparsi sul suo territorio insieme alle diverse realtà, espressione di una fede viva e radicata. Un richiamo, quello di Giovanni Paolo II, che in questi anni ha accompagnato il cammino di fede della diocesi. L'impegno per una nuova evangelizzazione, da lui rilanciato, si è fatto concreto nei diversi momenti di confronto vissuti durante i convegni diocesani che si sono seguiti nel tempo e che si rinnoverà questo appuntamento anche quest'anno, il prossimo 27 settembre. Ogni anno ricordare quell'evento ci consente di rinnovare i sentimenti di gratitudine per esserne stati protagonisti, dell'aver ricevuto la visita di un santo e in un grande momento di grazia. Accompagnarvi sui sentieri che portano verso il cielo, nella comunità di Chiavari. Il sacrificio di Dio sulla croce deve spingere il cristiano a cercare la salvezza attraverso gesti d'amore. Nella solennità del Santo Cristo il Vescovo ha presieduto la Santa Messa nella Basilica di Santa Maria di Nazareth a Sestri Levante. L'uomo di oggi in realtà cerca la sicurezza, ma solo Gesù ci insegna che l'unica salvezza possibile è il dono di sé, ha spiegato il Vescovo. Sentiamo. Quale senso ha la parola salvezza? A questa domanda il Vescovo, Monsignor Alberto Danasini, ha provato a dare una risposta alla luce della fede e del Vangelo. Lo ha fatto in occasione della festa del Santo Cristo, nella messa presieduta nella Basilica di Santa Maria di Nazareth a Sestri Levante. Alla presunzione dell'uomo di oggi, che crede di salvarsi da solo, in realtà quello che cerca è la sicurezza, il cristiano risponde guardando al sacrificio della croce. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito perché chiunque creda in lui non perisca ma abbia la vita eterna, ha sottolineato il pastore della diocesi citando il passo del Vangelo di Giovanni. La nostra vita potrebbe durare anni e anni e anni, ma non sarebbe salvata. Sarebbe sempre la nostra vita di qui, con le sue gioie, i suoi dolori. Ecco allora la salvezza, una vita piena, perché vita eterna vuol dire non soltanto una vita che dura sempre, ma una vita che è piena, realizzata. La salvezza del mondo quindi è l'amore, ha proseguito il Vescovo, quello di Gesù fin sulla croce, quello infinito di Dio, quell'amore che vince il male, che erode la nostra vita, che nessuna sicurezza riesce a sconfiggere. Di nuovo impariamo dalla croce che se vogliamo fare qualcosa per il mondo dobbiamo imparare ad amare sul serio, a vincere i nostri egoismi, le nostre divisioni, le nostre invidie, vincerle per diffondere l'amore. L'invito che raccogliamo perciò dalla festa è proprio quella di far entrare nella nostra vita anche quotidiana questa esperienza di fede, saperci amati, amati sempre, amati infinitamente, amati ogni giorno, amati in ogni momento della nostra vita. Se vivremo così, certamente la nostra vita sperimenterà la salvezza, cioè la vita che ha senso, la gioia. Voltiamo pagina, andiamo a Genova leggendo la notizia sul sito di ANSA Liguria. La cerimonia dell'alzabandiera salutata dall'ingresso in porto della fregata Alpino della Marina Militare Italiana ha dato ufficialmente il via alla 59esima edizione del Salone Nautico che durerà fino al 24 di settembre, che accende i riflettori sulla nautica. Il settore nel 2018 è cresciuto del 10,3%, incremento a due cifre per quanto riguarda il quarto anno consecutivo.
positivo, il fatturato è 4,2 miliardi. Questo salone ha fatto di più rispetto ai precedenti, e anche se i numeri sono da record, mi pare quasi riduttivo, dice la presidente di Saloni Nautici Carla De Maria. Oltre 1000 le imbarcazioni esposte, 986 espositori, 14 nuovi brand e molti stranieri, e il boom delle vendite online dei biglietti rispetto alla passata stagione. Questi i numeri dell'edizione numero 59 del Salone Nautico di Genova. Torniamo sul territorio. Ha preso il via Chiavari invece una raccolta firme promossa da Cittadinanza Attiva per chiedere all'amministrazione di introdurre agevolazioni per la sosta dei residenti. Da diversi anni le amministrazioni comunali delle città che fanno parte della città metropolitana di Genova hanno adottato delibere atte ad agevolare il parcheggio delle autovetture ai residenti, spiega il segretario regionale dell'associazione Mauro Santucci. Con questa raccolta firme vogliamo portare il tema all'attenzione del Comune. È possibile sottoscrivere l'iniziativa recandosi allo sportello dell'associazione in via Colonnello Franceschi 42 a Chiavari il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 12. La prossima giornata di raccolta firme in piazza sarà invece venerdì 27 settembre dalle 9 alle 13 in via Martiri della Liberazione, angolo piazza Matteotti. I consiglieri di minoranza a San Colombano Certenoli del gruppo Territorio e Sviluppo hanno invece depositato un'interrogazione relativa agli interventi in atto lungo la strada statale 225. Nel dettaglio chiedono che il sindaco si attivi con ANAS affinché vengano ripristinati gli accessi carrabili lungo la strada principale della Fontana Buona. Con i recenti interventi di asfaltatura e di posa della segnaletica orizzontale sarebbero stati eliminati i tratteggi in corrispondenza di numerosi accessi privati e pubblici da parte dei tecnici incaricati da ANAS, motivo di disagio per molti residenti. E spazio ora ai temi dell'economia. Nel nostro appuntamento del giovedì parliamo di detrazioni IRPEF con una novità che riguarda le spese per il trasporto pubblico. Vediamo. Novità per le spese relative ad abbonamenti di trasporto pubblico. La legge di bilancio 2018 ha introdotto infatti una detrazione IRPEF del 19% per le spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale su un costo annuo massimo di 250 euro. L'agevolazione riguarda sia le spese sostenute direttamente dal contribuente sia affrontate per conto dei familiari fiscalmente a carico. Per esempio, nel caso di 2 genitori che sostengano la spesa di 500 euro per l'abbonamento del figlio a carico, l'ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione da ripartire tra gli stessi non può superare 250 euro. Per beneficiare delle detrazioni relative all'acquisto dell'abbonamento dovranno essere conservati il titolo di viaggio, nel quale deve essere indicato il periodo di validità, e la documentazione relativa al pagamento. Per gli abbonamenti in formato elettronico è necessario conservare il documento che attesti le indicazioni essenziali per qualificare il titolo di viaggio. Non concorrono a formare il reddito di lavoro le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dal datore di lavoro o le spese sostenute direttamente da quest'ultimo per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico del dipendente e dei suoi familiari. Per individuare quali sono le spese ammesse in detrazione fiscale sarà inoltre necessario utilizzare il criterio di cassa. La detrazione è calcolata sulla spesa sostenuta nel 2019 per l'acquisto dell'abbonamento indipendentemente dal periodo di validità dello stesso. Non sono invece detraibili i titoli di viaggio che abbiano una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, quali ad esempio i biglietti a tempo che durano 72 ore, le carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto, quali ad esempio le carte turistiche che consentono l'ingresso a musei o spettacoli. Anche il Comune di Chiavari si adegui alla direttiva europea sulla riduzione dei rifiuti di plastica e l'utilizzo delle materie plastiche in monouso. Lo chiede con una mozione urgente il consigliere comunale Lino Cama, facendosi portavoce delle istanze di diverse associazioni ambientaliste. Il capogruppo del PD con un'interpellanza chiede inoltre al sindaco di far rispettare il divieto di transito delle biciclette in via Martiri della Liberazione. È capitato spesso che qualche cittadino scendendo dal marciapiede si sia visto di fronte improvvisamente una bici, spiega il consigliere. Bisognerebbe intervenire prima che accada qualche serio incidente. 11 tonnellate di materiale di cancelleria invece sono stati raccolti con l'iniziativa Dona la Spesa svolta nel corso dello scorso fine settimana. Chi ha effettuato la spesa nei punti vendita aderenti al progetto ha contribuito con la propria donazione ad aiutare famiglie in difficoltà.
Nel Tigullio sono state raccolte complessivamente 1,7 tonnellate di prodotti che saranno distribuiti a diversi enti che danno assistenza ai bisognosi, Associazione Famiglie del Tigullio, l'Istituto per il Baliatico, la Croce Rossa di Carasco, il Villaggio del Ragazzo, la Consulta del Volontariato di Rapallo e Santa Margherita Ligure e ancora il Centro Ascolto Caritas Arecco e il Circolo Ricreativo Familiare a Sestri Levante. Numerosi i volontari che hanno collaborato all'iniziativa. Il prossimo appuntamento con Dona alla Spesa sarà sabato 12 ottobre quando saranno raccolti generi alimentari. Attorniata dal calore e dall'affetto della sua numerosa famiglia, si è spenta all'ospedale San Martino di Genova Ernesta Queirolo, vedova Longinotti, figura di riferimento molto conosciuta nella comunità di Levi. Donna dalla tempra forte, salda nella fede e nell'attaccamento alla famiglia, era una persona capace di sensibilità e di vicinanza, soprattutto nei confronti delle persone sofferenti. Per lungo tempo era stata la cuoca dell'asilo del paese, incarnando a pieno lo spirito materno, severo e affettuoso al tempo stesso. Ernesta aveva 89 anni, ieri si è abbandonata nell'abbraccio del Signore, ricongiungendosi in cielo con il marito Nino e con l'amato figlio Luigi, prematuramente scomparso. Lascia le figlie Ornella, Orietta e Simonetta, con le rispettive famiglie, i nipoti e i pronipoti. La Carastana giungerà oggi pomeriggio alle 16 nella chiesa parrocchiale di San Rufino a Levi, dove alle 19 sarà recitato il Santo Rosario e domani mattina alle 11 saranno celebrati i funerali. Le offerte raccolte saranno devolute a Teleradio Pace. Alle figlie e a tutti i familiari va l'abbraccio e il ricordo nella preghiera da parte di tutto lo staff di Telepace. Da domani a Chiavari va in scena la seconda edizione di Chiavari Cosplayers. Per un intero fine settimana, venerdì, sabato e domenica, la città si trasformerà ospitando le sfilate dei cosplayers e dei performers. Musica, live e artisti di strada diventeranno il collegamento tra le varie piazze e aree tematiche. La seconda edizione vede protagonisti gli istituti scolastici cittadini, quali il Caboto, il Luzzati e il comprensivo Chiavari 2. Vediamo. Per 3 giorni Chiavari diventerà la Hollywood dei cosplayers, ovvero degli appassionati di travestimento, cartoons e fumetti. La seconda edizione si preannuncia ricca di novità. Coinvolgeremo nuovamente tutta la città di Chiavari, da Levante a Ponente, e ci sarà un red carpet, quindi strizzeremo l'occhio non solo a tutto quello che riguarda il mondo dei fumetti e del cosplay, ma anche del cinema. Grandi ospiti, tra cui Omar Fantini, un volto noto della televisione e del cabaret veramente famoso in Italia, molto amato, e poi ci saranno occasioni di incontro, di scambio, conferenze, insomma 3 giorni veramente ricchi e soprattutto pensati per tutte le età. Il centro storico sarà il fulcro della manifestazione. In piazza Fenice, a calendario 3 concerti. Si comincia il venerdì sera con The Splain Orchestra, che è un omaggio ai film di Tim Burton. Sono dei musicisti bravissimi, ma sono anche dei cosplayer. È proprio un vero e proprio spettacolo dedicato ai film di Tim Burton. Poi si passa al sabato con gli Animaniacs Corp, un coro vocale di 12 cantanti molto bravi, uno spettacolo prodotto in collaborazione con Luca Comics, in cui loro cantano tutte le canzoni dei film di animazione della Disney. E tra l'altro con la collaborazione e l'ospitata straordinaria del cantante lirico chiavarese Davide Piaggio. E si passa alla domenica con uno spettacolo ancora diverso, perché è uno spettacolo comico-musicale con i Poveri di Sodio e il comico Omar Fantini, che ci parlano della TV degli anni '80. La coincidenza con le giornate europee del patrimonio darà l'opportunità di aprire ai visitatori alcuni siti di pregio chiavaresi. Collaboreranno con noi il Museo Archeologico di Chiavari, apriremo il parco, tra l'altro il parco sarà parte integrante della nuova edizione di Chiavari in Cosplay, e tutto questo appunto rientra nell'offerta delle giornate europee del patrimonio. Altro tipo di animazione invece a Sestri Levante, dove sabato e domenica si terrà la seconda edizione del Viaggio di Elisabetta Farnese, la rievocazione storica che per 2 giorni riporterà la Bimare nel Settecento per rivivere alcuni momenti della storia con alcune battaglie della guerra di successione austriaca e la tappa del viaggio della sposa del re di Spagna che si imbarcò proprio a Sestri. Saranno presenti delegazioni di gruppi storici francesi e austriaci, oltre a quelli nostrani, il tutto raccontato dalla storica e studiosa Alessia Giorda.
Notizia che abbiamo trovato anche sul nostro sito teleradiopace.com. La linea adesso va alla rassegna stampa, vediamo i titoli dei giornali in edicola questa mattina, ci rivediamo per altri aggiornamenti. Di tasse e di sconti, questo è il titolo scelto da Avvenire. Conte promette una manovra sul lavoro, ambiente, riduzione del cuneo fiscale, stop agli incentivi su prodotti inquinanti, bonus invece su quelli sostenibili. Primo confronto del Premier con i sindacati, rimaniamo insieme, restano la quota 100 e il reddito di cittadinanza. Israele invece con un testa a testa che poi è diventato un pareggio tra Gantz e Netanyahu, in Israele l'ipotesi del governissimo, il nodo del leader. E poi andiamo alla notizia con la foto, Sulcis, siamo in Sardegna, al Ministero degli Esteri un tavolo per dare risposte ai lavoratori dell'azienda di armi e futuro al territorio, ammortizzatori e riconversione dopo lo stop ai missili RVM. Le associazioni sono fredde sulla mossa di Renzi, Italia Viva prepara i nuovi gruppi parlamentari, un arrivo anche da Forza Italia. Blocco delle TV pirata, clienti a rischio multe all'operazione della Guardia di Finanza. Passiamo alla prima pagina del Secolo XIX, governo a vuoto la prima mossa, elite sul decreto per l'ambiente, slitta, anzi rischia di slittare il provvedimento del ministro Costa con sgravi e misure green, mancano le coperture. Macron a Roma, rassicura Conte sui migranti, sia la redistribuzione, l'Italia ha subito ingiustizie. Il grande dilemma del centro-sinistra in Europa e negli Stati Uniti, il commento di Gianni Riotta. E poi domani l'assemblea cruciale, si decide il destino di Carige, ecco le 5 soluzioni possibili. I falsi report in autostrade, sì, ma erano ordini dall'alto, le prime ammissioni degli indagati per il crollo del Ponte Morandi. E poi la nautica, oggi Genova accende la festa e appunto inizia il salone nautico, e ancora la fotonotizia dedicata ad un atrio di un portone, Genova la ragazza che con i post-it dice no al bullismo. E ancora Rapallo, vietate le foto a scuola se l'obiettivo cattura altri bimbi, perché sono le norme sulla privacy, comunque non bisogna pubblicarle se ci sono altri bambini che non sono nostri figli. Nel Levante scatta l'operazione pulizia dei torrenti tra divieti e rinvii. I comuni al lavoro per pulire i torrenti, Chiavari studia un progetto per l'Entella, Rapallo alle prese con l'area sotto sequestro, quella della foce del San Francesco, e poi Sesti Levante è partita a metà agosto, Lavagna ha già finito gli sfalci. Recco risana i suoi rivi, monitoraggi anche a Uscio, e siamo a Santa Margherita Ligure dove c'è un marciapiede luminoso, di notte diventa luminoso e azzurro di giorno. Dall'hotel Regina Elena a Capo Nord attraverso Punta Pedale, Covo e Cervara, sperimentazione al via ieri sera, il sindaco dice valorizza ulteriormente la zona, è composto da graniglie fotoluminescenti, al buio rilasciano la luce ricevuta dal sole. Ora linea a Genova per vedere gli argomenti del settimanale Il Cittadino. Il Cittadino numero 34 di domenica 22 settembre. In apertura questa settimana Scienze religiose, novità dell'Istituto Superiore. La facoltà genovese si unisce ai poli di La Spezia e di Albenga da quest'anno. A pagina 5 tutte le novità in corso e le interviste ai docenti. Di spalla venerdì 20 e sabato 21 settembre è a Genova Monsignor Marco Frisina per il convegno Musica e Canto nella Liturgia, organizzato dall'Ufficio Liturgico con l'Istituto di Musica Sacra. In basso Chiese Orientali Cattoliche, finalità. Si è svolto a Roma, presieduto dal cardinale Angelo Bagnasco, l'incontro dei vescovi orientali cattolici. A pagina 14 l'intervento di saluto pronunciato dal cardinale che ha ribadito la missione ecumenica delle chiese orientali. E infine da lunedì 23 settembre è disponibile per i parroci il sussidio di catechesi andate e annunciate. Le modalità di ritiro a pagina 2 di questo numero del Cittadino. Buona lettura. Per la cronaca, nell'ambito dei controlli nei siti che gestiscono la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, i carabinieri del No di Genova hanno rilevato alcune anomalie in una società genovese del settore. Le indagini avrebbero fatto emergere che in quel sito non venivano completamente rispettate le prescrizioni imposte dall'atto autorizzativo rilasciato dalla città metropolitana. Nel dettaglio, i militari del NOE hanno riscontrato una mancata corrispondenza del layout aziendale con l'attuale situazione, nonché promiscuità tra
tra i rifiuti, sia pericolosi che non, accatastati con evidente rischio di caduta e posti in area aperta a diretto contatto con il suolo, determinando il concreto pericolo di danno alle risorse ambientali. Gli illeciti emersi sono stati riferiti all'autorità giudiziaria, analoghe verifiche sono state condotte in provincia di Genova nel corso dell'estate in altri 12 siti, senza tuttavia rilevare criticità. Altri aggiornamenti in redazione con Cristina Uneta. Grazie Andrea, un saluto a tutti i telespettatori. Abbiamo sempre aggiornamenti che riguardano la cronaca. In questo caso parliamo di un'operazione condotta dagli agenti del commissariato di polizia di Chiavari volta al contrasto dello spaccio di droghe leggere tra giovani e adolescenti. Un'operazione che si è conclusa con 3 condanne esemplari dopo appunto una lunga articolata indagine. La sezione prima del Tribunale di Genova ha condannato i 3 spacciatori al centro delle indagini rispettivamente a 7 anni, 11 mesi di reclusione e 19.000 euro di multa, 4 anni di reclusione e 20.000 euro di multa e 2 anni di reclusione e 6.000 euro di multa. L'attività investigativa era stata avviata nella primavera del 2014 e si era conclusa nel gennaio 2016 con l'esecuzione di misure cautelari e varie perquisizioni domiciliari a carico degli indagati. Le successive analisi del materiale sequestrato avevano permesso di stabilire che alcuni componenti dell'organizzazione criminale non lesinassero minacce con metodi estorsivi ai giovani assuntori che non riuscivano ad appianare i debiti dovuti all'acquisto appunto della sostanza stupefacente. Dalla redazione è tutto, linea allo studio. Grazie, è tutto per questa edizione di Tigulli Oggi. L'informazione torna questa sera alle 19:15, continua sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.